Il provvedimento nel suo complesso ha l'impianto del progetto di legge che era già andato in aula e poi dopo per motivi ovviamente di scadenza di mandato non siamo riusciti a tradurre in legge. Rispetto a quella proposta che era particolarmente condivisa da tutti i gruppi presenti in Consiglio sia di maggioranza che di opposizione, è stato introdotto anche in virtù del fatto che i dati che ci pervengono sono di un aumento purtroppo anche preoccupante dei reati legati ai minori di pedofilia e pedopornografia. Noi abbiamo ritenuto di introdurre una lettera all'articolo 5 che prevede la cassazione chimica per chi ovviamente viene condannato per questi reati per noi gravissimi. Conseguentemente riteniamo che la durezza e la fermezza nei confronti di questi soggetti che purtroppo non è che delinquono punto e basta, ma il rischio è che vadano veramente a determinare in maniera negativissima anche le sorti di adolescenza e poi dopo maturità anche dei nostri ragazzi e ragazze minorenni, vada contrastata con la massima severità. È un problema grave, dicevate, anche più di quello che emerge, insomma. Sì, perché poi dopo spesso il riferimento è legato a denunce formali, oggettive o si individua attraverso il mondo scolastico, familiare o pseudo familiare qualche problema, ma si diceva anche poc'anzi, anche il panorama dal punto di vista di internet e di online è devastante nella possibilità anche dei ragazzi di essere non loro che vanno in cerca, ma contattati anche dal punto di vista mediatico e via mail da siti o da persone che ovviamente hanno tutt'altro che l'interesse di conversare o di approfondire argomenti, bensì di attrarli in una rete purtroppo di devastazione dal punto di vista sessuale.